Carissimi amici del canale YouTube Napoli è sempre bella 2, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti gli iscritti al canale. Cari amici, notte fonda sul Napoli. È vero, non era facile giocare questa partita per i ragazzi del Napoli. Non era assolutamente facile affrontare questa partita molto difficile contro una squadra che dopo i problemi di inizio campionato piano piano si stava e si sta riprendendo, mentre il Napoli ha seri problemi per quanto riguarda la classifica e soprattutto il morale, perché dopo i fattacci di Napoli-Atalanta per questa squadra era molto difficile affrontare questa già difficile partita. Finisce 2-1 a favore della Roma, nulla da eccepire, nulla da dire sui due rigori assegnati alla Roma, erano nettissimi tutti e due. Se non altro un complimento a Meret per aver parato il primo rigore e per aver così individuato la traiettoria anche del secondo rigore, che poi sfortunatamente è andata in gol. Il solito palo e la solita traversa hanno fermato il Napoli anche questa volta, ma c'è da dire che i ragazzi azzurri sono scesi in campo nella prima mezz'ora, diciamo i primi 20 minuti esattamente, proprio deconcentrati, forse ancora con in testa tutte le schifezze che hanno dovuto vedere e subire durante la partita con l'Atalanta. Poi pian piano il Napoli ha cominciato a giocare da Napoli e ha chiuso il primo tempo molto bene, cercando di fare il più possibile per poter pareggiare il gol di vantaggio della Roma. Poi nel secondo tempo è iniziato i primi minuti nuovamente con la Roma avanti, la quale è riuscita anche a mettere a segno poi il secondo gol. C'è stato la rete di Arkadiusz Milik che è riuscita a dimezzare il risultato e che quindi ha riaperto la partita. Da quel momento il Napoli ha cercato in tutti i modi il pareggio, ma purtroppo non c'è riuscito. C'è da dire che in questo caso mi è piaciuto l'arbitro Rocchi, perché ha disputato un'ottima partita anche l'arbitro. Quando c'è da dire le cose bisogna dirle sempre in modo obiettivo, anche se naturalmente restano ancora negli occhi di noi tifosi napoletani le schifezze che abbiamo dovuto vedere e sopportare dopo i fattacci di Napoli-Atalanta. Quindi Rocchi ha arbitrato un'ottima partita, i rigori per la Roma erano netti, la Roma non ha rubato assolutamente niente in questo risultato, ma resta una macchia scura in questa sconfitta del Napoli e in questa vittoria meritata della Roma. Resta la sconfitta del pubblico, il pubblico romano, che è molto ben lontano dai tempi in cui si disputava il derby del Sole, i tempi in cui c'era uno storico, meraviglioso e bellissimo gemellaggio tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli, che dopo i fattacci di quell'assassino che sparò a Ciro Esposito si sono completamente deteriorati e quindi sono diventati veramente insopportabili. Infatti ci sono stati dei gori razziali di discriminazione nei confronti dei napoletani
e della città di Napoli, così ripetutamente per tutto il primo tempo e una parte del secondo tempo, che hanno dovuto portare l'arbitro Rocchi a sospendere per alcuni minuti la partita e tramite il capitano della Roma cercare di calmare, di far smettere poi i tifosi romani nel diffondere con le loro voci per tutto lo stadio questi schifosissimi cori beceri che noi napoletani siamo costretti ad ascoltare, a sentire in tutti gli stati italiani. Ecco, questa è l'unica macchia nera di questa partita. Naturalmente non tutti i tifosi della Roma la pensano come quegli imbecilli che hanno fatto quei cuori razziali, non tutti i tifosi della Roma sono come quelli imbecilli, ma gli imbecilli che hanno fatto quei cori veramente devono vergognarsi, veramente devono mettere la testa appena arriveranno a casa o in un armadio chiuso a chiave, oppure, meglio ancora, oppure completamente dentro al water, dentro al cesso, perché non sono degni di entrare in uno stadio ed andare a vedere una partita di calcio. Detto questo, adesso purtroppo cala veramente il buio sul nostro Napoli e sulla classifica del Napoli. Dopo questa sconfitta è notte fonda sulla classifica del Napoli, perché con i prossimi risultati che sembrano, almeno sulla carta, molto favorevoli a chi è prima del Napoli in classifica, sicuramente vedremo il Napoli ancora più lontano dalla zona Champions, che quest'anno deve diventare l'unico obiettivo, e raggiungere a questo punto la zona Champions sarebbe veramente un ottimo risultato, visto e considerato tutto quello che abbiamo visto sino a questo momento, con tutte le schifezze e le assurdità che abbiamo visto contro il Napoli. Questa volta il Napoli perde per demerito e per merito della Roma, ma veramente adesso bisogna rimborcarsi le mani, iniziando da Ancelotti e poi dai ragazzi azzurri, per cercare proprio di raggiungere quella zona Champions che permetterebbe al Napoli di non dichiarare questo campionato alla fine un campionato disastroso, e quindi disastroso anche per l'allenatore Ancelotti. Certamente c'è tutto il tempo possibile per poter raggiungere questo obiettivo, ci sono tutte le qualità tecniche della rosa per poterlo fare, ma ci vuole veramente che a questo punto i calciatori, i ragazzi del Napoli, ci mettino proprio tutto il loro impegno, le loro forze al 110%, perché i poteri forti hanno deciso che il Napoli quest'anno deve andare oltre il sesto posto, quindi fuori dalla Champions League per il prossimo anno. E allora la squadra, la società deve riunirsi, deve soprattutto concentrarsi su un solo obiettivo a questo punto, la zona Champions. Credo che con questa partita, con questa sconfitta contro la Roma, il Napoli abbandona oggi completamente tutti i sogni di un primato, di un eventuale scudetto, che adesso è diventato veramente impossibile. Ecco perché secondo me, io penso che il Napoli a questo punto deve soltanto avere come obiettivo un piazzamento Champions. In questa partita contro la Roma ho visto una squadra all'inizio
proprio allo sbando, moralmente depressa, poi pian piano è entrata nell'agonismo e nell'adrenalina della partita e incominciato il Napoli a fare il Napoli, ma non era assolutamente facile affrontare questa partita. Io nel mio cuore sentivo veramente questa demoralizzazione della squadra, sentivo, si vedeva proprio che i ragazzi sono scesi in campo ancora sbalorditi da tante schifezze arbitrali delle partite scorse. Avevo paura che in questa partita il Napoli fosse deconcentrato e si è visto nei primi 20-30 minuti di questa partita, ma alla fine questo 2-1, sconfitta meritata, ripeto, per il Napoli e vittoria meritata per la Roma, lascia soltanto l'amaro in bocca, non per questo incontro, ma per quello che c'è stato ed è successo nelle partite precedenti. Il Napoli non merita sicuramente questa classifica. Fratelli partenopei, tifosi del Napoli e sportivi obiettivi che seguite il mio canale e guardate i miei video, devo essere molto sincero e non lo dico da tifoso del Napoli, lo dico con molta sincerità e obiettività. Il Napoli non merita assolutamente questa classifica. È vero, si dice che nel calcio la sfortuna non si conta, che non vale proprio la pena di discuterne, ma certo che il Napoli di sfortuna, sia per quanto riguarda gli infortuni che per quanto riguarda pali, traverse e compagnia bella, sino a questo momento ne ha avuta proprio tanta. E quindi diciamo che il Napoli è molto, ma molto in debito con la dea bendata, perché veramente è perseguitato dalla mala sorte. Per quanto riguarda gli infortuni è molto vero, perché anche oggi, e speriamo che si riprenda molto presto, si è sentita tanto, ma tantissimo, la mancanza a centrocampo di Allan, un recuperatore di palloni che il Napoli non ha negli altri membri della squadra. Fabian Ruiz è un grande campione, oggi non mi è piaciuto, assolutamente non mi è piaciuto, mentre mi è piaciuto Zielinski, che aveva nelle ultime partite veramente lasciato indietro quel talento che noi tutti conosciamo di Zielinski. Quindi Fabian Ruiz non mi è piaciuto, ma Allan per questo centrocampo è assolutamente un calciatore indispensabile, perché non c'è nessuno che riesca a fermare le azioni a centrocampo come il bravo Allan. Per questo parlo di sfortuna, sfortuna negli infortuni, sfortuna nelle palle gol. Certamente qualcuna per demerito dei nostri attaccanti o troppo precipitosi o troppo pochi precisi nelle conclusioni, ma considerando insieme gli infortuni, le traverse e i pali fin qua che il Napoli ha dovuto subire dalla dea bendata, possiamo dire che il Napoli non è abbastanza, ma che è stato ed è molto sfortunato. Quindi per questo dico che il Napoli non merita questa classifica. Non la merita nemmeno per i torti arbitrali che ha subito dall'inizio di questo campionato, subito dopo la partita con la Fiorentina, nella quale l'arbitro assegnò un rigore che non c'era, un rigore inesistente che il Napoli ha pagato a duro prezzo. Voi, per un disegno dei poteri forti di questo calcio che resta sempre schifosissimamente corrotto, da quel giorno al Napoli è accaduto di tutto, tranne in questa partita, in ogni partita, e quindi oggi il Napoli si ritrova
minimo con 4 punti in meno in classifica, non per suo demerito, ma per le schifezze arbitrali che ha subito sino a questo momento. Con quei 4 punti il Napoli oggi si troverebbe ancora in zona Champions, e allora quindi nelle prossime partite i ragazzi di Ancelotti devono cercare di recuperare quei 4 punti e così avere come obiettivo questa zona Champions alla quale il Napoli quest'anno non può e non deve mancare. Ci aspetta adesso una partita molto difficile, la partita di Champions con il Salisburgo, la quale abbiamo vinto con molto merito in trasferta, ma che resta una partita difficile perché il Salisburgo è un'ottima squadra e lo ha dimostrato, quindi i ragazzi devono essere adesso solo ed esclusivamente concentrati su questa partita. Anche noi tifosi del Napoli cerchiamo con il nostro umorismo, la nostra allegria e la nostra filosofia napoletana di dimenticare questa sconfitta e tutte le schifezze che abbiamo visto e dovuto subire in campionato sino a questo momento e concentriamoci sulla prossima partita con il Salisburgo, che se il Napoli riuscirà a vincere senz'altro porterà un po' di morale e farà dimenticare un po' tutto quello che è accaduto fin qui, compreso questa sconfitta per 2-1 contro la Roma. Quindi auguriamoci veramente in un risultato positivo contro il Salisburgo. Mai come adesso c'è bisogno di una vittoria per rinfrancarci tutti quanti e soltanto per portare un po' di luce, un po' di sole in questa notte profonda che è caduta sul Napoli e sulla classifica del Napoli in campionato. La Champions League è ancora aperta per la squadra azzurra, meritatamente il Napoli è al primo posto nella classifica Champions e questo deve essere l'obiettivo, rimanere al primo posto e battere il Salisburgo, che sicuramente sarà per la squadra e per noi tifosi del Napoli molto ma molto salutare. Logicamente, personalmente, come tanti di voi tifosi napoletani, siamo tutti un po' rattristati e infelici per questa sconfitta del Napoli, ripeto, che assolutamente ci sta. Cerchiamo di smaltire questa sconfitta, ma soprattutto cerchiamo di dimenticare tutto quello che è accaduto fino ad oggi nel campionato del Napoli e prepariamoci moralmente e psicologicamente a questa gara di Champions che potrebbe riportarci il sorriso e un po' di gioia nei nostri cuori azzurri. Cari amici, con questo è tutto. Se vi fa piacere e siete d'accordo con il mio commento, lasciate pure un like a questo video. Se non siete iscritti al canale e vi fa piacere, iscrivetevi, tanto che vi costa. Noi ci risentiamo e rivediamo ai prossimi commenti e ai prossimi video. Grazie per la visione e come sempre vi dico, mai come adesso è dopo dirlo, al di là del risultato, sempre e solo Forza Napoli.